portare tanti amici a votare, a presidiare i seggi, perché non devono portare via nemmeno un voto al centrodestra, nemmeno un voto al Popolo della Libertà. E allora con il vostro entusiasmo, con il vostro aiuto, finalmente potremo fare quello che questi bambini ci portano su queste maglie, con l'obiettivo di rialzare l'Italia, guardare al futuro, il futuro per le nuove generazioni. Grazie e in bocca al lupo per i prossimi giorni. Grazie a tutti. Adesso io volevo ricordare all'amico, nonché fratello, nonché onorevole Alberto, che noi siamo pronti, in caso di vittoria, a fare il nostro lavoro da politico. E io spero di vincere, perché siamo anche pronti, caro Alberto, a fare qualcos'altro. Naturalmente scherziamo su queste cose perché i compagni dall'altra parte ci hanno anche già insegnato che loro sono capaci di sparare e ammazzare veramente, a cominciare dalla polizia. Ci sono i fuochi artificiali, se volete accomodarvi tutti fuori facciamo festa.